Residence degli Ulivi, l'incanto della natura per chi vive in città. Telefono 0962 96 4192 348 01 17 609. Due incidenti stradali mortali in poco più di 24 ore nel territorio di Isola Caporizzuto, nel Crotonese. Ieri, in seguito al ribaltamento della sua Fiat 600, è morta la 29enne Luciana Mungo, madre di 2 figli. La donna è stata sbalzata fuori dall'abitacolo ed è morta a seguito delle ferite riportate nell'impatto. Gli inutili sono stati soccorsi. A circa 500 metri di distanza, sulla statale 106, il giorno precedente aveva perso la vita un 20enne siciliano, in vacanza ad Isola. Sono sbarcati nella notte di ieri 18 immigrati sulle coste del Crotonese. L'imbarcazione a vela che li ha trasportati è stata intercettata dalla Guardia di Finanza a Punta Alice, mentre gli immigrati sono stati individuati a Torretta dei Crucoli. Gli uomini della Guardia di Finanza hanno fermato, dopo un inseguimento, anche i 2 presunti scafisti, di nazionalità ucraina. I particolari dell'operazione sono stati forniti in una conferenza stampa stamattina presso il comando provinciale delle Fiamme Gialle. Circa un centinaio di immigrati di etnia curda, tra cui 36 donne e 35 bambini, è sbarcato nella scorsa notte sulla costa ionica reggina. I clandestini poi si sono dati alla fuga e 88 di loro sono stati intercettati lungo la superstrada 106 e portati nel centro La Chimera di Contrada Ellara, vicino Riace. Gli immigrati, ascoltati dalle forze dell'ordine, hanno raccontato di essere sbarcati con una barca lussuosa. Inoltre hanno dichiarato che il natante, una volta arrivato ad una cinquantina di metri dalla riva, si è fermato e loro hanno raggiunto la terra con un gommone senza motore. Ritorna l'ombra del commissariamento sul comune di Reggio Calabria. Nonostante il sindaco Giuseppe Raffa abbia ritirato le sue dimissioni in tempo debito, si acuiscono i contrasti con il PDL, che non ha gradito l'azzeramento della giunta e c'è chi ventila addirittura l'espulsione dallo stesso Raffa del partito. In consiglio dunque il sindaco potrebbe non avere i numeri per continuare. Oggi è previsto un vertice romano in cui si discuterà del caso Reggio. L'abate Gioacchino da Fiore è il vostro esempio e modello di comportamento cristiano. Così il cardinal Tarcisio Bertone, segretario di Stato Vaticano a San Giovanni in Fiore, in provincia di Cosenza, per ricevere nell'abbazia florense il premio Man of the Year, ideato dall'associazione Heritage. Ad accogliere Bertone il vicepresidente internazionale di Heritage Calabria e organizzatore della manifestazione, François Xavier Nicoletti, il sindaco di San Giovanni in Fiore Antonio Barile, l'assessore alla cultura della regione Calabria Mario Caligiuri, il vescovo di Cosenza Monsignor Salvatore Nunnari e padre Tarcisio Cortese, sostenitore dell'associazione. Massimo Ranieri, reduce dal trionfale concerto alla Mezzia Terme, ha fatto visita al Teatro Politeama di Catanzaro. L'oggetto della visita è il progetto del cantante napolitano di curare la regia di uno spettacolo, Della Tosca di Puccini, in produzione proprio al Politeama. Ad accogliere Ranieri il sovrintendente direttore artistico Mario Foglietti. Il cantante ha espresso stima per l'operato del teatro catanzarese e si è detto pronto per accettare questa nuova sfida. Lo spettacolo dovrebbe debuttare a fine novembre. Sarà il Castello Carlo V il palcoscenico del Percorso dei Sensi, la manifestazione organizzata dal Comune di Crotone e dall'Associazione Italiana Cultura e Sport di Crotone, alla quinta edizione, presentata ieri. Si inizia domani alle 19 con l'inaugurazione mostra d'arte collettiva Metamorfosi. Seguirà alle 21 la proiezione del documentario Come un uomo sulla Terra. Alle 22 il concerto Fuoco. Il 21 alle ore 20 la presentazione Dibattito del libro Avamposto nella Calabria dei giornalisti infami di Roberta Mani e Roberto Rossi. Alle 21 teatro, Ciminiere spente, ovvero Fumata Nera. Giunta alla 7ª edizione, il trekking del Brigante. Tanti partecipanti, tra cui molti bambini, che ieri hanno fatto una passeggiata tra le vallate ruscelli silane. Un mix di suoni, canti, balli e sapori esalta momenti di socializzazione vissuta all'ombra dei faggi d'alta quota con l'aiuto dei briganti, la figura romanzesca calabrese.